Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, l'esito del referendum sulla giustizia è già storia, è un episodio, diciamo, in cui il popolo sovrano si è espresso e ha chiesto la conservazione dello status quo. Ma ditemi se la seguente immagine della giustizia non è inquietante, non vi gela il sangue nelle vene. No, non sto parlando del fatto già di per sé, a giudizio di chi vi parla, parecchio inquietante che oggi le carriere rimangono unificate, per cui chi entra in un'aula di tribunale non avrà mai l'impressione e neanche l'ufficializzazione, diciamo, fattuale della parità tra chi lo accusa e chi lo difende, della terzietà e uguale distanza di chi lo giudica. Non sto parlando del fatto che le correnti continueranno a dominare gli equilibri, le nomine, il modo d'agire del CSM. Non sto quindi alludendo al fatto che, ed è un dato oggettivo, anche oggi la giustizia italiana rimane un'anomalia all'interno dei sistemi delle democrazie occidentali avanzate. Sto parlando proprio di una fotografia, di uno scatto, di un video che è diventato virale in rete in queste ore, che riguarda la Procura di Napoli. Dove un gruppo, un drappello nutrito di magistrati della Procura e del Tribunale si è riunito nella saletta dell'ANM del Tribunale Campano per festeggiare. C'era anche la crème della magistratura locale, tra gli altri il PG presso la Corte d'Appello Aldo Policastro, che è stato accolto da un tifo da stadio, Aldo, si sono stappate bottiglie di champagne per una legittima soddisfazione sull'esito, non esattamente incarnando uno stile sobrio, diciamo, istituzionale, ma fin qui tutto bene, più o meno. A un certo punto parte irrefrenabile il coro Bella ciao. Bella ciao, bella ciao, questa grande festa simile resistenziale con i magistrati che stappano le bottiglie di champagne, dicendoci quindi che è il giorno della liberazione, che l'avversario, cioè chi ha fatto la riforma, chi si è battuto, chi ha votato per il sì alla riforma, incarnava il fascismo, che quindi era un momento di guerra civile, cioè così l'hanno approcciato quei magistrati che festeggiavano, evidentemente se cantano Bella ciao alla vittoria. Non solo, ma a un certo punto parte il coro Chi non salta Meloni è. Chi non salta Meloni è, tutti allegramente a saltare coi bicchieri a brindare. E però scusate, questo vuol dire che 50 magistrati dichiarano la propria soddisfazione per la vittoria del referendum in termini puramente politici e saltano urlando appunto chi non salta Meloni è, cioè dichiarando un'appartenenza, addirittura usando un codice calcistico da curva, ultra divisivo. E allora la domanda è, scusate, ma voi vi sentireste tranquilli poi a essere indagati e o giudicati da questi magistrati? Cioè magari una persona, non lo so, un professionista senza arrivare a un politico in senso stretto, una figura della società civile, diciamo, che magari pubblicamente o notoriamente, legittimamente schierato nel centrodestra, si sentirà mai tranquillo se poi viene indagato o giudicato da un magistrato che saltella urlando chi non salta Meloni è? Cioè siamo alla proprio spettacolarizzazione pubblica di una scelta di campo da parte di chi deve indagare e o giudicare tutti i cittadini che sono tutti uguali davanti alla legge, altro che chi non salta Meloni è. Qui non si può non gelare il sangue nelle vene. Poi hanno anche come dire, accompagnato con la variante chi non salta imparato è, riferendosi a una coraggiosissima magistrata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui va oggi il nostro abbraccio, Annalisa Imparato, e questi suoi colleghi che saltavano con la tipica attitudine, no, di chi ha la forza dei numeri, no? Cioè in tanti saltavano additando la collega che si è permessa di schierarsi per il sì, urlando chi non salta imparato è. Ma tutto questo
non è normale, non è rassicurante, non è una dimostrazione, diciamo, di serenità, terzietà, non idolizzazione della magistratura, è il suo contrario. E non può lasciare tranquilli chi comunque auspica che ci sia un'articolazione poi nella quotidianità normale, no? Da democrazia liberale normale. Aggiungeteci al rinforzo che apprendiamo dalle cronache dei quotidiani che anche al Tribunale di Milano è andato in scena un evento Maratona per il No per seguire l'esito elettorale, anche lì grande festa, bottiglie di champagne, va benissimo. A un certo punto ci racconta Luca Fazzo del giornale, appena intravedono che c'è il corridoio, il cronista del giornale urlano chiudete la porta, gli chiudono la porta in faccia, il nemico ci ascolta, mentre l'unico giornalista si era ammesso nell'auletta dei festeggiamenti dei magistrati milanesi è stato l'inviato del Fatto Quotidiano. Capite che ci sono delle componenti anche abbastanza tristanzuole che confermano però il fatto che si pratica e si esplicita una scelta di campo, addirittura tra testate buone e testate cattive, da parte di un pezzo rilevante di magistratura. E a proposito di Bella Ciao, è intervenuta per commentare i colleghi resistenti immaginari, anche ovviamente Silvia Albano, la presidente di Magistratura Democratica, sapete negli ultimi mesi impegnatissima a smontare qualunque provvedimento del governo in termini di contrasto all'immigrazione, che ha detto, beh, ma Bella Ciao non è un canto contro qualcuno, è il canto della liberazione dal nazifascismo. Benissimo, quindi ieri era la liberazione dal nazifascismo? Non è una canzone divisiva o contro qualcuno. E beh, ma se tu la canti in quel giorno stai dicendo che il tuo avversario, che il fronte del sì, che quello che ha perso incarnava il nazifascismo. Non hai motivo, no? Se Bella c'ha un patrimonio comune, non la butti nella contesa e nella festa sulla vittoria elettorale. Insomma, si sono viste scene che non rassicurano affatto sull'equilibrio, sulla postura, sul linguaggio, sulle priorità di un pezzo rilevante di magistratura, dell'ANM, della magistratura schierata, che canta Bella Ciao, come se l'avversario fosse nazifascista, e si mette a saltare sostanzialmente dicendo chi non salta è del governo. Però c'è un problemino che va risolto al di là dell'esito chiaramente voluto dalla maggioranza degli italiani. Poi però bisogna praticare la giustizia secondo i canoni dello Stato di diritto. Chi non salta Meloni non è rassicurante per chiunque non sia intruppato nella stessa ideologia di chi lo indaga, giudica. E sì, non mi convincerà nessuno che questa non rimanga una colossale anomalia. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.